buonasera a tutti. Spero che sentiate anche lì in fondo, fatemi cenno semmai se non sentite, perché è una serata storica. A Nervesa tutto inizia oltre 40 anni fa ed è giusto che Nervesa ospiti l'incontro unico tra il testimone chiave dell'inchiesta su Piazza Fontana e il giudice determinante dell'inchiesta di Piazza Fontana. È la prima volta che si ritrovano Guido Lorenzon e Pietro Calogero dopo oltre 40 anni e assieme a loro ricostruiremo questa storia di cui sappiamo molto. A me dà fastidio che si dica che c'è ancora da scoprire, da sapere. In realtà sappiamo il chi, cioè siamo certi che Freda e Ventura c'entrano con la strage di Piazza Fontana, sappiamo il quando, 12 dicembre 1969, sappiamo il come, una bomba che scoppia all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano. Sul perché diciamo che ci siamo interrogati e abbiamo alcune risposte, semmai se ne può parlare, ma il problema vero è che a pochissime ore di distanza dalla strage di Piazza Fontana Guido Lorenzon e Pietro Calogero avevano in mano la soluzione del caso e la storia dell'inchiesta in realtà parte proprio dalla capacità di Calogero di istruire l'inchiesta e dalla capacità dei servizi segreti italiani e di altre forze che si mettono in moto in quel momento di depistare l'inchiesta di Calogero. Tutto parte da qui e tutto parte alla fine da Treviso con una serie di meccanismi che ci faremo raccontare dai protagonisti, perché ci sono un sacco di episodi che vale la pena di chiarire. Anche chi ne sa molto di questa storia, come le 4 persone che sono sedute a questo tavolo, io ho un sacco di curiosità, credo che vi terrò qui fino a mattina inoltrata, perché veramente voglio sapere anche i particolari, insomma, di questa faccenda. Però quel che mi interessa sottolineare, e poi passo subito la parola al dottor Calogero, è questo. Nervesa della Battaglia è determinante perché a Nervesa della Battaglia vive una persona che a tutti gli effetti è un eroe, perché i magistrati e i giornalisti lo fanno di mestiere, nel senso che è il loro mestiere indagare, poi il magistrato è proprio pagato per farlo, ma un cittadino qualsiasi non è pagato per rischiare la sua vita. Guido Lorenzon è l'eroe vero di questa storia, cioè è la persona che ha il coraggio di andare dal giudice e dire: temo che un mio carissimo amico c'entri con la strage di Piazza Fontana. Stiamo parlando di una strage che segna la storia di questo paese. La strage di Piazza Fontana, a detta di tutti gli storici, e ne abbiamo qui il professor Fumia ce lo spiegherà, a detta di tutti gli storici è determinante, un punto di svolta fondamentale della storia di questo paese. Allora cominciamo con il dottor Pietro Calogero. Posso farle una domanda, poi lei inizia. Quanti anni aveva quando ha iniziato questo inchiesta? Neanche 30 anni, 29 anni. Neanche 30 anni. Tu Guido quanti anni avevi? Neanche 30 anni, 29 anni. Tutti e due 29 anni. Vabbè, le passo. Io ne avevo 14. Pensate, una curiosità, la mia inchiesta sulla strage di Piazza Fontana parte dal fatto che dopo 30 anni mi viene in mente che il bidello del liceo classico Franchetti, mentre io frequentavo il liceo, continuava a dirmi: io so chi ha messo le bombe a Milano, è Delfo Zorzi, ed era una persona che aveva frequentato il liceo esattamente come il sottoscritto. Io per 30 anni non gli ho creduto. Una mattina ho deciso di approfondire e sono andato a parlare col bidello e da lì è partita l'inchiesta che poi si è trasformata nel libro. Quindi partiamo proprio dall'inizio, se è possibile, procuratore. Allora, ringrazio tutti i presenti per la cordialissima accoglienza e per la partecipazione a questa serata. Un ringraziamento particolare all'organizzatore e prima di tutti a Guido Lorenzon, che come sapete è stato testimone fondamentale
lui ha reso una testimonianza fondamentale per la ricostruzione della matrice neofascista della strage di Piazza Fontana e degli altri attentati che rientravano nella cosiddetta strategia della tensione, che sono essenzialmente attentati commessi durante l'anno 1969. All'altissimo senso civico di Lorenzon il paese deve molto, anzi moltissimo. Ringrazio poi particolarmente le autorità presenti, il dottor Aldo Adinolfi, prefetto di Treviso, il dottor Carmine Damiano, questore di Treviso, comandante provinciale Carabinieri Rosito e tutte le altre autorità presenti, da cui che con la loro appunto partecipazione queste autorità secondo me testimoniano l'interesse e la sensibilità, il rispetto e la sensibilità delle istituzioni per una tragedia, quella di Piazza Fontana, che ha colpito in profondità il cuore dell'intera nazione. È vero che è la prima volta, come è scritto nella locandina, come è stato detto, che parlo in pubblico in terra trevigiana di questa vicenda e ne parlo con non poca emozione, perché sono consapevole di ricostruire la memoria di fatti che sono fondamentali, sono stati fondamentali, pezzi importanti della mia vita di magistrato e di un periodo in cui il mio ideale di giustizia ha acquistato un senso più compiuto, meno vago, meno indeterminato, più pieno e direi più dolente, più sofferto di quanto mi potessi aspettare, per una semplice ragione, che appena iniziato la professione qua a Treviso, provenendo dalla Sicilia, mi sono trovato a fronteggiare una trama che non mi sarei mai aspettato, credo nessuno di voi sarebbe mai aspettato, una trama fatta di omissioni, di deviazioni e che rivelava una realtà insospettabile anche per la cultura politica del tempo, che di fronte a un dramma, 16 morti, 87 feriti, come quello di Piazza Fontana, ci potesse essere dentro lo Stato una parte delle compagini, degli apparati che depistavano, che si muovevano, assumevano iniziative contrastanti con la ricerca della verità. E questa è stata la scoperta veramente, direi, traumatica, che mi è toccato di fare. Ecco perché dico che l'ideale di giustizia, che io come tutti quelli che entrano in magistratura coltivavano, ha dovuto fare i conti con questa realtà, però non si è mai appannato ed è stato, e ho cercato di tenerlo sempre vivo e tenace, così, anche di fronte alle scoperte più strabilianti e che meno mi potessi aspettare. La vicenda, ecco, vengo brevemente così a raccontare i fatti salienti dell'esperienza che mi è toccato di fare. Come dicevo prima, non avevo ancora 30 anni, era la mia prima esperienza. Ero arrivato a Treviso dal settembre, dal mese di settembre, questa vicenda si colloca, comincia a battere il suo primo colpo la vigilia di Natale. Nel 1969 ero di turno in procura a Treviso, allora la procura di Treviso era nella piazza del Duomo. E si presenta un avvocato di Conegliano, Alberto Steccanello, il quale mi dice che c'era un suo cliente, un giovane cliente, che aveva ricevuto da un amico delle confidenze che potevano avere interesse o notevole interesse per la ricostruzione, dei fatti di Piazza Fontana, che però aveva timore, aggiunto, di venire in procura
e quindi mi chiedeva diciamo, un appuntamento esterno. Proprio quella mattina avevo deciso di partecipare alla mia prima autopsia nel cimitero di Gaiarine, dove non ero mai stato, e allora disse all'avvocato Steccanella che quello poteva essere un luogo adatto per il giorno 26, il giorno Santo Stefano, 26 dicembre, ecco, e gli disse che lì poteva venire il suo cliente a trovarlo. Se non ricordo male, fatta l'autopsia, eccetera, dentro il cimitero, poi vide parcheggiata una macchina dentro la quale una mini esatto, e dentro la quale c'era quello che ho conosciuto allora, il professor Guido Lorenzon, il quale mi disse rapidamente, quindi è un colloquio all'aperto, mi disse rapidamente alcune cose, di essere amico di Ventura, eccetera, editore libraio di Castelfranco, e che gli aveva confidato nel corso di vari colloqui. Non sentite niente in fondo? Niente. Vediamo se funziona meglio. Mi aveva confidato nel corso di vari colloqui, ecco, di far parte di un'organizzazione militare che mirava ad abbattere lo Stato per inventare un regime politico di destra, pianificando uccisione di esponenti politici, uomini di governo, eccetera, eccetera. E per quanto riguarda la strage, ecco, Lorenzon era rimasto colpito da una confidenza che Ventura gli aveva fatto il giorno dopo la strage, cioè il 13 di dicembre, ecco, che era stata frutto di un errore. Lorenzon riceve da Ventura questa confidenza: la strage è stata frutto di un errore. In quel momento né io né altri credo potevamo immaginare, pensare Di un errore, di un errore, sì, all'attendibilità di questa dichiarazione. E dopo alcuni anni, parlando e confidandoci con gli altri istruttori, Emilio Alessandrino, Rocco Fiasconaro, Gerardo D'Ambrosio e ovviamente Giancarlo Stiz, abbiamo ritenuto come attendibile l'ipotesi dell'errore nell'esecuzione, diciamo così, nell'esecuzione dell'attentato, perché la bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano era esplosa intorno alle 16:32-33, mentre l'orario di chiusura della banca era alle 16:30. Solo che quella volta, che era un venerdì, quel giorno, 12 dicembre, la banca protraeva la chiusura perché doveva fare dei pagamenti, credo, di monumenti spettanti, diciamo così, a operai dell'agricoltura, e quindi protraeva l'orario di chiusura fino verso le 16:45. A questo punto è veramente apparso verosimile l'errore, perché se uno vuole fare, diciamo così, la carneficina che è stata fatta, non sintonizza il temporizzatore alle 16:32, 2 minuti dopo la chiusura. Evidentemente la bomba era stata collocata là per fare, diciamo così, un attentato, diciamo, ai locali, senza produrre almeno, senza mietere, diciamo così, vite umane, e chi l'aveva collocata non aveva tenuto conto di questa, diciamo così, di questo differimento dell'orario di chiusura. Quindi chi come Ventura ebbe a confidare a Lorenzon che la strage era frutto di un errore, sicuramente era uno addentro, diciamo così, aveva una conoscenza che solo, diciamo, un partecipe diretto, un soggetto coinvolto, diciamo, nel piano terroristico poteva sapere. Ma non solo, Ventura, con riferimento alla bomba che lo stesso giorno esploda alla Banca Nazionale di Roma, perché ecco, il 12 dicembre ci sono 2 attentati a Milano, uno quello che fa la strage alla Banca Nazionale dell'Agricoltura,
Un'altra bomba viene collocata presso la banca commerciale italiana a Milano, però rimane inesplosa. 3 attentati contemporaneamente avvengono a Roma, nello stesso orario. Uno di questi avviene alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma e provoca il ferimento di 14 dipendenti della banca. A proposito di questo attentato, sempre nello stesso colloquio confidenziale, Ventura fa uno schizzo del punto esatto in cui la bomba era stata collocata. Anche questa confidenza, questa rappresentazione non poteva essere ricavata dalla stampa, lo abbiamo accertato, e quindi doveva essere frutto di una conoscenza diretta interna al piano dinamitario. Quindi il punto esatto in cui era stato collocato la bomba, secondo questo schizzo, era il sottopassaggio della banca sopra la conduttura dell'acqua, e riguardo a questo Ventura ebbe a dire che chi aveva collocato la bomba in quel posto doveva avere corso seri rischi, perché si trattava di un luogo di notevole transito. E poi Ventura aggiunge che si era procurato un alibi perché viaggiando da Padova a Roma proprio nelle ore in cui le bombe scoppiavano. Inoltre, dice Lorenzoni, sempre di fronte all'ingresso del cimitero di Gaiarini, che Ventura gli aveva parlato in diverse occasioni degli attentati che erano avvenuti sui treni in varie località dell'Italia centrale e settentrionale l'8-9 agosto, quindi simultaneamente una decina di attentati sui treni, e riguardo ai quali Ventura precisò il costo di ciascun ordigno, circa 100.000 lire dell'epoca, l'impiego, l'uso di temporizzatori rudimentali costituiti da orologi in vendita ai supermercati, e scoprimmo dopo qualche anno che si trattava effettivamente di orologi, mi ricordo il nome, orologi Rula, che erano in vendita nei supermercati. Comunque Ventura aveva confidato anche questo particolare, e poi dice: i finanziatori siamo in 3, io sono uno dei 3, quindi una chiara, assunzione, missione di responsabilità con riferimento a quest'altro gruppo di attentati che si inserivano in un contesto di strategia, in un contesto strategico unitario rispetto ai fatti del 12 dicembre. Ancora Lorenzon, in questo primo importante colloquio che ebbe con me, dice che Ventura un giorno l'aveva condotto, alcuni mesi prima della strage, nel settembre di quell'anno, nel 69, in un appartamento, e lì aveva visto diversi fucili automatici da guerra, fucili mitragliatori, una pistola, numerosi proiettili calibro 9, eccetera, eccetera. Uscendo poi dall'appartamento, e questa è una cosa ancora più importante, Ventura gli aveva mostrato un temporizzatore alimentato da una batteria già predisposta per l'impiego a scopo dinamitario, analogo ai congegni a tempo montati sulle lavatrici. È un particolare molto importante, perché dopo vi dirò come si arriva a scoprire la telefonata con cui Freda ordina i temporizzatori come questi della DIL di Ljung, li ordina per uso evidentemente dinamitario. Quanto è durato questo colloquio? Ma io credo qualche ora. Ah, qualche ora? Sì. Ci siete rimasti qualche ora in Sì. cimitero? C'è anche questo nome. Ecco. Un'autopsia da vivo, insomma. No, ma l'autopsia era già Adesso, a distanza di quanti anni, di tanti anni, che impressione le ha fatto? Perché era, trentenne fuori di testa, o uno che dava affidabilità? No, queste cose. Che adesso sappiamo che è affidabile, ma lei lo vedeva No, ma soprattutto mi colpì il fatto dello schizzo. Il fatto che la strage era frutto di un errore, anche se non capivo il perché, però il dire una strage che tutti abbiamo immaginato come oggetto, come scopo, obiettivo della strategia terroristica, che fosse frutto di un errore, è una cosa che ti fa pensare
Ecco, Lei aveva verbalizzato, no? Ovviamente no, perché eravate in cimitero, non no, potevate ma fare. non solo. E allora, di fronte a questo, Scusa diciamo, un attimo, mi chiedo a Guido che impressione ti ha fatto l'allora giovane sostituto procuratore? Secondo te ti ha creduto? Io quell'incontro l'ho rimosso e ho presente i primi incontri in procura. Vabbè, quindi non ti ricordi, ma e secondo te ti ha creduto dopo in procura o avevi l'impressione che ti prendessero per pazzo? No, per pazzo no, ma sono passati diversi incontri prima che io potessi sentirmi un po' creduto. Adesso ci racconta perché E ci tra sono un sacco l'altro di episodi. il dottor Stiz mesi dopo aveva ancora da verificare se credermi oppure no, lo ha dichiarato prima. E quindi dimmi la tua impressione. Non mi credevano. Ti credevano? allora posso dire la mia, no, certezza, lui sicuramente era una persona onesta, che si sforzava anche di dosare, diciamo così, i vari particolari del rapporto, però sul piano giudiziario non basta essere, diciamo, credibili, è necessario trovare i riscontri, le prove. E allora lui del resto non era un testimone diretto, riferiva a cose che gli aveva detto Ventura. Quindi io gli ho creduto e l'ho invitato per trovare il riscontro prima verbalizzare, no? E l'ho invitato a venire in procura per verbalizzare, dopodiché sarebbe cominciato, diciamo così, il lavoro di riscontro. Lui, Guido Lorenzon, ha mostrato di avere paura, ma non paura in senso fisico, probabilmente temeva di rendere dichiarazioni che potevano coinvolgere un amico senza che lui stesso avesse ancora la certezza che l'amico fosse in qualche modo, diciamo così, partecipe dei fatti, perché teoricamente una persona potrebbe anche vantarsi di certe cose, anche se ci sono degli spunti, dei punti che sembrano effettivamente dominio della conoscenza di chi è stato partecipe, è stato interno a un piano terroristico. E allora io l'ho invitato, lui ci doveva pensare eccetera, insomma ha nicchiato e non c'è stato verso di convincerlo a venire a verbalizzare, che era il primo passo che bisognava compiere per trovare eventuali riscontri. Ho cercato anche di dire che anche un amico, cioè non c'era motivo per leggere un amico perché si trattava di fatti gravissimi e quindi anche un amico doveva essere, diciamo, denunciato se fosse stato, diciamo così, se si è responsabile del massacro che era avvenuto. Comunque Lorenzon rifiutò. L'unica cosa che riuscì a strappargli fu un altro appuntamento, perché io già allora ero piuttosto tenace, quindi non mi sono arreso, ma questa è la conferma del fatto che io gli ho creduto, ma ripeto, non basta credere, bisogna trovare, diciamo, i riscontri. L'idea di registrare è sua o di Guido? No, è stata mia. È sua. Sì, ma d'accordo con lui. Ora arrivo, forse questa è la parte che può interessare di più e che è la base poi delle indagini che poi furono sviluppate. E allora riuscì a strappargli un altro appuntamento che ebbe luogo in un luogo non istituzionale e probabilmente me lo suggerì lui, per la sera del 31 dicembre, l'ultimo giorno dell'anno, in un bar, piano bar di Spresiano. Io non sapevo neanche, piano bar, Spresiano, eccetera. Sono pressoché sicuro che è stato lui a dirmi che avrebbe passato le ultime ore dell'anno in questo piano bar e io, così convinto di non avere scelta, che il gioco va bene, sono andato, ho passato delle ore con lui in questo piano bar. Qua Lorenzon mi ha confermato le cose che mi aveva detto al cimitero di Gaerini e ha aggiunto una cosa che poi si è rivelata molto importante. Mi ha parlato di un libretto rosso intitolato La giustizia è come il timone dove la si gira va, poi Lao Tse
è un filosofo, un saggio, diciamo così, dell'antica filosofia cinese, ecco, che faceva pensare, diciamo così, a un'estrazione del libretto di tipo maoista, diciamo così. Quindi, però in realtà questo libretto, pur intitolato a questo filosofo cinese, pur sembrando essere di provenienza maoista, in realtà era stato prodotto dall'organizzazione, diciamo, di destra, di cui Ventura faceva parte, e per la prima volta appare una cosa che allora non né io e né lui abbiamo capito. Dice che questo libretto era stato finanziato dai servizi segreti. Non solo, ma speriamo che il procuratore sia interrotto perché è arrivato il sindaco di Padova e Barnonato, che salutiamo peraltro, e dopo parleremo per forza di Padova e di Mestre. sì. E allora, ecco, questo è importante. Per la prima volta sulla scena delle indagini, ecco, si parla dei servizi segreti. Non solo, lui, Guido Lorenzoni, mi dice che Ventura effettivamente gli aveva detto, e non ne capiva la ragione, che oltre ad essere componente di questa organizzazione era anche un agente dei servizi segreti. Francamente non si capiva, ma potete immaginare, allora neanche era pensabile che un pezzo dello Stato potesse in qualche modo, diciamo, intervenire, proteggere o, diciamo così, compiere delle coperture a favore dei terroristi. Comunque i servizi segreti appaiono per la prima volta nel racconto di Lorenzoni, il quale si ricorda anche di aver visto nelle mani di Ventura alcuni rapporti informativi, alcune veline dei servizi segreti allora. Ecco, io annoto mentalmente tutto, però appunto quando di nuovo ho rinnovato la richiesta che venisse nel mio ufficio a verbalizzare, ho ricevuto un netto rifiuto. In quel momento però, come ho già detto in altra occasione, ecco, mi balenò l'ipotesi, appunto, che era però del tutto estranea alla mia cultura e alla cultura, diciamo, istituzionale dominante, che ci potessero essere dei pezzi deviati dello Stato che sostenevano, che lavoravano, cioè agivano in combutta con il terrorismo. Quando ha avuto questa sensazione? Dopo queste cose, rapporti informativi, il libretto rosso finanziato dai servizi segreti, ecco, mi fecero balenare l'idea, cioè mettere sul campo, sul terreno, questa ipotesi investigativa. E quando è che ha visto per la prima volta strani personaggi tutti vestiti in grigio che arrivavano a Treviso? Quanto tempo dopo? No, io non ho visto. Ah no, è per Stizze che me lo racconta. No, io non ho visto. Stizze raccontare che improvvisamente sono... E allora faccio un altro tentativo che venisse nel mio ufficio a verbalizzare, e invece non è stato possibile, e allora gli ho chiesto di avere ulteriori incontri con Ventura e che me ne riferisse il contenuto. Se non che per i primi 10 giorni dell'anno Lorenzo non ha dato traccia contezza di sé, e allora cominciai a preoccuparmi. E lo fece chiamare, si negava. A questo punto sono stato costretto a formalizzare un biglietto di citazione e lui in effetti correttamente è venuto di fronte a questo atto formale, ed era il 15 di gennaio. Appena entrato nella mia stanza dice no, si era sbagliato, che forse per il trauma, lo shock procurato dalla strage, aveva inteso male le cose dette da Ventura. Dice io ritratto tutto.
ho dovuto fare ricorso, diciamo così, a una certa capacità, anche se ero ancora un po' con una scarsissima esperienza. Allora ho cercato di persuaderlo che insomma, che i fatti erano di tale gravità che non era il caso, diciamo così, che ritrattasse. Poi, siccome ho visto che era una persona veramente intellettualmente onesta, ho detto almeno di farmi verbalizzare le cose che aveva detto, sia a Gaiarine sia nel piano bar di Spresiano. E lui accettò. Per 2 ore circa verbalizzai tutte le cose che ho già detto prima. Sì, c'era un memoriale, sì, ma comunque il tuo racconto era molto più dettagliato. E dopodiché, chiusa, diciamo così, la verbalizzazione delle cose dette nei giorni precedenti, disse ora ritratto. A questo punto ho detto, se lei ritratta, stavolta avevo, diciamo, qualcosa di solido, una verbalizzazione fatta, ecco, io sono costretto a indiziarla di calunnia. E lui, di fronte a questo avvertimento, mi risponde, preferisco farmi 2 anni di galera piuttosto che mandare un amico all'ergastolo. Questa è la frase sicura che lui possiamo fermarci un attimo? Sì, no, volevo completare questa cosa. Allora, allora formalizzo l'indizio per calunnia e a questo punto lui si è detto, quindi avevo intuito giusto, che è una persona che non se la sente, di fronte, diciamo così, non se la sente di passare per un falso o per un calunniatore. A questo punto lui insorge e dice non voglio passare per pazzo, le cose che ho messo finora per verbale, glielo assicuro, me le ha dette effettivamente Ventura. Se poi sono vero o no, questo non posso affermare. E questo è il punto. Questo è il punto. E ho detto non si preoccupi, lei dica le cose con verità, le cose che le ha detto Ventura, poi il rispondere, gli accertamenti sulla loro fondatezza, questo è un compito mio. Lui si tranquillizzò e dice anzi voglio a questo punto che lei vada fino in fondo perché anche a me interessa sapere se Ventura ha fatto o non ha fatto le cose che però effettivamente mi ha detto. E così questa è la radice della nostra collaborazione, perché a questo punto lei è interessata a sapere, anch'io come magistrato che cerca di ricostruire i fatti devo sapere, ho il dovere di ricostruire le cose, i fatti. A questo punto non c'è altra possibilità che lei mi dia una collaborazione che accetta di farsi mettere un apparecchio risotrasmettente sotto la camicia, insomma sotto la cravatta, e quando avrai colloqui con Ventura, ecco, ci sarà la polizia che seguirà e registrerà, diciamo, a breve distanza. Due tentativi e 2 vanno al buono. Il primo tentativo non è andato perché i poliziotti che dice che non avevano, per dimenticanza, non avevano sostituito la bobina. No, la bobina in quanto era già registrata non era più registrata, era stata usata per errore una bobina già usata. Secondo tentativo. Per la verità io credo, però no, naturalmente Guido Lorenzon arrivava ogni volta dicendo ci siamo, c'erano le prove. Però ecco, prima di fare il secondo tentativo a distanza di un giorno ho voluto provare l'apparecchio e funzionava benissimo, l'ho provato dalla mia stanza all'ultimo piano del 69, come era l'apparecchio? Grande come un mattone? Sì, no, era grande però funzionava benissimo. E allora lo consegna alla polizia per il secondo incontro che avvenivano, queste diciamo passeggiate di Lorenzon avvenivano in Calmaggiore, le passeggiate di Lorenzon con Ventura, e quando finisce questo secondo incontro, io allora alloggiavo all'Hotel Treviso, Lorenzon viene tutto raggiante e mi dice mi ha detto tutto sui treni, eccetera. Allora siamo là a mettere in moto su questo registratore che era muto come un pesce, non si sentiva niente. Allora guardo così chi l'aveva, diciamo, gestito
E qua ho capito che cosa bollita in pentola, perché prima ancora di interrogarlo, costui si batte la mano sulla fronte e dice: guarda, dice, non poteva saperlo, evidentemente lo sapeva prima per non farlo funzionare, e dice: per errore abbiamo sostituito la batteria abbiamo sostituito con un'altra che però era scarica. Ho fatto finta di nulla. E arriviamo al terzo. Ho fatto finta di nulla e vado l'indomani a parlare col procuratore Cesare Palminteri, il quale dice: mettiamo sotto processo in mezza questura, ecco, questa è stata così, era tutto furibondo perché era evidente così. Ho detto: procuratore, qua dobbiamo fare una scelta, sembrava avere 60 anni, al contrario, dobbiamo fare una scelta. O ci accontentiamo di mettere sotto processo, diciamo, i responsabili, oppure fingiamo di nulla e vediamo di provocare un terzo tentativo, però a condizione che ci vada io personalmente a fare il poliziotto, cosa per l'epoca impensabile, perché all'epoca il magistrato era quello che lavorava a tavolino e la polizia faceva sui lavori, sulle indagini che faceva la polizia. Questo non era evidentemente possibile. Palminteri allora dice: andiamo dal procuratore generale, era Bianchi di Spinosa, era Bianchi di Spinosa, e qua merita che io lo riferisca, perché da lui ho sentito una cosa che non ho mai più sentito da altri procuratori generali. Quando gli ho riferito un po' queste cose, che secondo me c'era il fondato sospetto che si trattasse di boicottaggio, di una non collaborazione, probabilmente perché le indagini su questa, che chiaramente era la pista nera, pista neofascista, andavano in direzione opposta alla pista anarchica che era già, diciamo così, avviata e sviluppata a Roma con l'arresto di Valfreda e di altri suoi colleghi di gruppo. Ecco, allora ho riferito questi sospetti, eccetera, dopodiché ho concluso dicendo: procuratore, rivolta a Bianchi di Spinosa, io mi rendo conto che può succedere anche qualcosa se vado io senza avvertire, diciamo così, la polizia, eccetera. Mi rendo conto che può succedere una sparatoria, perché parlavamo di un'organizzazione armata, si riteneva che Ventura facesse parte di un'organizzazione armata. Se succede una sparatoria io mi dimetto dalla magistratura, però questo tentativo intendo farlo perché non c'è alternativa e perché da qui può dipendere, diciamo così, l'esito delle indagini, cioè un mutamento di rotta, diciamo, delle indagini. Ecco, questo è il punto che non ho dimenticato, non potrò mai dimenticare. Bianchi di Spinosa esce dal tavolo, viene da me e mi dice: Calogero, dice, tu vai a fare il lavoro del poliziotto, sono d'accordo, ti farò arrivare io un registratore buono, se succede qualcosa però non sei responsabile, tu, io sono responsabile. Dopodiché telefona al questore di Milano, Marcello Guida, e gli chiede di farmi arrivare il miglior registratore che c'era, che era disponibile sul mercato. In realtà l'indomani mattina arriva una macchina della polizia della questura di Milano e mi porta questo registratore. Questo registratore l'ho trovato, essendo all'ultimo piano, terzo, quarto piano, eccetera, e sulla scalinata della via Vescovado, c'è ancora là, sì, ecco. E c'era un collaboratore, si sentiva talmente forte che bisognava abbassare il volume, quindi un apparecchio magnifico e adatto per fare, diciamo così, il terzo tentativo di registrazione sotto la mia diretta gestione. Proprio quel giorno, il pomeriggio, mi telefona Lorenzoni e dice: Ventura mi ha chiesto se ci incontriamo, però dice non ci incontriamo in Calmaggiore, ma a Hotel Plaza, a Mestre. Perché? Perché dice deve venire un avvocato di Padova, che fa parte del gruppo evidentemente. E allora veramente mi ricordo anche l'angoscia che ho provato, e ora come facciamo? Mi viene l'idea
di chiedere alla questura almeno questa collaborazione, senza dire che cosa andavo a fare, eccetera, a Mestre, e se mi potevano mettere a disposizione la macchina più comune dell'epoca, era la NSU 600, non so se io avevo già a casa come mia dotazione un berretto da siciliano, la mafiosa siciliana, così. Ecco, e ho pensato di travisarmi, ho fatto togliere i sedili posteriori della NSU e alle 21, entro le 21, ho chiamato lui, gli ho fatto applicare il microfonino sotto la cravatta, ecco, sotto la cravatta, mi ricordo così, ho voluto verificare tutto come... Sì, perché stavolta non si poteva fallire e partiamo per Mestre. La NSU, io ero appiattato dietro con la coppola e con il registratore che era bello voluminoso, ecco, e vicino alla scalinata, sotto la scalinata della stazione ferroviaria di Mestre. Nel frattempo vedo arrivare, prima Ventura, subito dopo arriva Lorenzoni che aveva il microfonino sotto la cravatta e dopo arriva l'avvocato di padre, di cui ancora non conosceva il nome, vi dico subito che era Franco Freda o Giorgio Freda. Però non ogni male viene per nuocere, perché di Freda non sapevamo niente. Quindi con questo tentativo Freda cade nella rete ed è un personaggio, diciamo così, della massima importanza. Vanno, questo lo ricordo, al quarto piano dell'Hotel Plaza e lì parlano. Per 10 minuti non ho sentito la voce di Lorenzoni, tanto che ho temuto che potesse, diciamo così, scoprirlo, visto che non parlava, quando parlava aveva come un singhiozzo, troppo alla gola. No, è vero, perché non lo so, perché ero là a sentire. No. Dopodiché ho sentito la voce proprio fluire normalmente, quindi si era un po' ambientata. Ed è questa la registrazione che c'è stata a Mestre, all'Hotel Plaza, con queste modalità è stata fondamentale, la cosa di tutto, perché nessuno avrebbe potuto dire più che lui era un pazzo, che Ventura e Freda non è. Ventura e Freda hanno confermato di essere, diciamo così, coinvolti nella strategia terroristica, negli attentati sui treni, nel confezionamento del libretto rosso e così via. Questo è stato proprio decisivo. E allora con questi, diciamo, elementi in mano, d'accordo con il procuratore allora li abbiamo mandati alla magistratura romana perché ne tenessero conto ai fini di un'eventuale, diciamo così, reimpostazione delle indagini. La magistratura romana non ha creduto molto, lo so perché ho avuto anche un colloquio con Opposto, non so per ricordare, che era il pubblico ministero. Io ho visto chiaramente che era ormai dominato dalla ipotesi investigativa che aveva orientato, che aveva focalizzato le indagini sugli anarchici. Ecco. E per dovere l'ufficio ha sentito sia Lorenzoni che Ventura, dopodiché ha mandato gli atti, ha restituito gli atti alla procura di Treviso trattenendo, diciamo, quelle relative alla strage. Ho fatto altri tentativi, ancora ecco, gli atti li avevo io, li gestivo io, altri tentativi, però non potevano più riuscire, me ne resi conto, perché Ventura ormai diffidava, sapeva che lui l'aveva, diciamo così, diciamo denunciato, e quindi anche quando si incontrava con lui non entrava più nel merito delle cose. Quindi bisognava trovare il modo di tranquillizzarlo, fargli capire o sapere che la procura di Treviso non badava più, che ormai erano fatti superati, soprattutto dopo che la magistratura romana non vi aveva creduto. E allora abbiamo passato le carte al giudice istruttore Giancarlo Stizzi, quale subentra dopo un anno e qualcosa a condurre l'istruttoria. E con Stizzi abbiamo lavorato insieme. Io gli ho chiesto e lui ha disposto la perquisizione nei confronti di Freda, di Ventura,
gli ho chiesto anche l'archiviazione per la calunnia nei confronti di Lorenzon e poi gli ho chiesto anche l'emissione del mandato di cattura. Lui è stato per una, diciamo, strategia di attacco, l'emissione del mandato di cattura per associazione sovversiva nei confronti di Freda Venturi e anche un certo Trinco. Se non che dopo c'è una battuta d'arresto perché dopo 3 o 4 mesi Stiz concede la libertà provvisoria. Io contrario, perché se imbocca una strada la deve veramente sottoporre, diciamo, a una verifica rigorosa. Dopo 3-4 mesi probabilmente lo stesso giudice istruttore non ha creduto possibile trovare riscontri adeguati e ha dato la libertà provvisoria, diciamo, a Freda, a Ventura e a Trinco. Non solo, ecco perché parlo in battuta d'arresto con tutto il rispetto per i grandi meriti che ha avuto Giancarlo Stiz, però capita in certe indagini complesse, difficili, tormentate, fonte anche di attacchi, di minacce, di attacchi delegittimanti, perché questo non bisogna dimenticarlo. Ecco, può succedere che ci possa essere qualche flessione, qualche, diciamo così, atteggiamento di sfiducia, il quale a me è parso emergere quando Stiz non solo mette in libertà i protagonisti, Freda e Ventura essenzialmente, ma trasferisce, contro il mio parere contrario, trasferisce l'istruttore per competenza territoriale alla procura di Padova. E là era un po' come sancire la morte dell'istruttore. A questo punto la buona sorte ci è venuta incontro, perché ai primi di novembre di quell'anno, dopo alcuni mesi che l'istruttore ormai era proprio quiescente a Padova, poi ho parlato con i colleghi da allora, Luigi Nunziante ed Eurocera, quando dice non sapevamo che si prende perché cui era destinata alla consunzione. Ecco, avviene un fatto incredibile: nei primi di novembre cade una soffitta a Castelfranco nei pressi dell'abitazione di un certo Marchesin, e in questa soffitta c'è il ben di Dio di armi, fucili mitragliatori, pistole calibro 9, munizione a migliaia. Ecco, e sono le armi che riteniamo il primo grande riscontro delle dichiarazioni che lui e Dino Lorenzon aveva fatto. Aveva visto probabilmente quelle armi nell'appartamento di via Manin a Treviso. Comunque sia, le parole di Ventura non erano chiacchiere vuote, eccetera, c'erano le armi di mezzo. Abbiamo sentito quelli che l'avevano maneggiata e dice che erano armi che Ventura teneva e li aveva, diciamo, e ne aveva la disponibilità fin dal giorno successivo alla strage di Piazza Fontana. A questo punto i colleghi di Padova vengono a Treviso, dice voi dovete andare avanti con le indagini, abbiamo raggiunto un'intesa, ci riprendiamo le indagini all'istruttore che è già trasmessa per competenza e ci mettiamo a lavorare. Mi ricordo che Stiz andò da Palminteri, il mio procuratore, e disse: guarda, io accetto di rimettermi in gioco con l'istruttore a una condizione, che mi dia calogero a tempo pieno. E infatti ho cominciato a fare, diciamo così, il giramondo, sono andato a Roma, sono finito pure in un covo allora, cioè a parlare con quelli della strage di Stato. C'era stato un libretto che pochi giorni dopo la strage aveva, diciamo così, individuato, insomma, denunciato, diciamo, che si trattava di una strage in cui c'erano delle collaborazioni istituzionali. Ho parlato di questo, poi mi sono installato alla procura di Padova, anticipando un certo metodo che ho usato con il Settaprete. Ero convinto che lì, facendo il topo delle biblioteche, negli archivi, eccetera, si potessero trovare delle cose importanti sul gruppo di Freda e Ventura. E la buona sorte mi ha dato ragione, perché dopo alcuni giorni, l'avete sentito da Stiz,
precisamente nel gennaio 72 fece la grande scoperta, cioè trovai i nastri di registrazione delle telefonate di Freda intercettati alla questura di Padova in occasione degli attentati al rettorato del 15 aprile e di quelli del 15 settembre 69. Con la prima, i primi nastri, dai primi nastri è apparso che il 18 di aprile si era svolta a Padova una importantissima riunione strategica tra i componenti del gruppo Freda e personaggi venuti da Roma, un personaggio venuto da Roma. Con le registrazioni, con i nastri registrati, tutti sigillati, quindi probabilmente mai ascoltati, è venuto fuori ecco, una telefonata di Freda a un'impiegata della ditta Elettrocontrollo di Bologna, con cui ordinava 50 timer o commutatori in deviazione. Quando ho sentito in deviazione mi sono ricordato che il perito, quello che è intervenuto sul luogo a Piazza Fontana dopo l'esplosione, aveva detto che attraverso, mi pare, l'individuazione di una lamella d'acciaio, che si trattava di un commutatore nuovo per il mercato e che era della DIL Junghans. Freda, attraverso questa telefonata del settembre, ordina 50 timers alla ditta Elettrocontrollo e manda poi un suo collaboratore, l'elettricista Fabres, a ritirarli. A questo punto gli elementi diventano veramente molto penetranti, quindi da un lato abbiamo questa riunione del 18 aprile, il cui contenuto ci viene svelato da uno dei collaboratori di Freda, il quale ha un cedimento, certo Pozzan, il quale ci dice che quel giorno fu decisa la strategia da adottare, la strategia terroristica, quella che si chiama strategia della tensione, cioè dire commettere, programmare una serie di attentati, prima in luoghi aperti e poi in luoghi chiusi, per inserirsi nelle tensioni, diciamo così, sociali e sindacali in atto, soprattutto l'autunno caldo, in modo da acuire la tensione, in modo da creare le premesse di una risposta, diciamo così, forte alla domanda di ordine, alla domanda di sicurezza. Quindi chi per la prima volta delinea dall'interno quella che si chiama strategia dell'attenzione è stato un componente del gruppo di Freda, questo Marco Pozzani. E per quanto riguarda i timers, ecco, a questo punto avevamo già in mano elementi per ritenere che effettivamente il gruppo di Freda e Ventura potesse avere a che fare anche con la strage. Ma c'è un'altra cosa che è stata scoperta in quel periodo e sono, ricordate che Lorenzon aveva detto che aveva visto in mano a Venturi i rapporti informativi, le veline del sito. Ebbene, in una cassetta di sicurezza intestata alla madre, ma in disponibilità del Ventura a Montebelluna, abbiamo trovato tutta una serie di veline del sito di allora, in cui si enunciava chiaramente il programma, si enunciavano due cose. Il SID sapeva in anticipo del programma, della strategia di terrore che sarebbe scatenata per buona parte del 69. E però è enunciato anche qual è l'interesse del SID. Non era quello di sovvertire, a differenza dei terroristi, quello di sovvertire l'ordinamento, ma era quello di stabilizzare il sistema, o meglio di spostare l'asse, il centro della politica da sinistra, allora c'era stata l'apertura del centro-sinistra, verso l'area dei partiti tradizionali, l'area di centro. È strano come questo documento, o questi sono due documenti, uno del 4 e l'altro del 16 maggio,
non venga molto utilizzato non solo dai cronisti ma anche in ricerche così, perché è di una chiarezza strepitosa, perché ai primi di maggio si dice che ci sarà un'ondata di attentati terroristici per convincere l'opinione pubblica della pericolosità di mantenere l'apertura a sinistra. Questi attentati, altro che bombe a doppia matrice anarchica e di destra, questi attentati, si legge nel documento del sito che poi è stato, si scoprirà che fu scritto con la collaborazione di Giannettini, ecco, questi gruppi sono gruppi di neofascisti, non di anarchici, ma gruppi di neofascisti finanziati da gruppi industriali del nord Italia, e si dice anche che questi gruppi di neofascisti che attueranno un programma di attentati dunque lavorano, operano sotto diciamo, l'ispirazione di gruppi di pressione italiani e stranieri che hanno lo scopo di provocare la fine del centro-sinistra a favore di una formula centrista. Testualmente, ambienti politici ed economici italiani appoggiati da ambienti stranieri, tra cui sicuramente americani, ecco la scelta del libretto rosso, eccetera, hanno deciso la sostituzione del centro-sinistra in Italia con una formula sostanzialmente centrista. È dichiarato. Quindi nella Gazzetta di Sicurezza di Montebelluna, in uso a Giovanni Ventura, è scritto perché e con quali obiettivi i nostri servizi coprono le attività di gruppi di neofascisti, non di anarchici, ma di gruppi di neofascisti. Siamo nel 72, giusto? No, questo è... 79. Vabbè. Qui siamo... No, il documento del 69. No, siamo nel 72 quando lei scopre tutta questa roba, giusto? Certo. Quindi a 2 anni di distanza, Sì, in pratica, era tutto perché delineato. 69, a 2 anni di distanza noi sapevamo il chi, il come, il Certo, quando certo. e Assolutamente, sì. Quindi la parte che poi noi ricostruiamo 30 anni dopo è solo relativa alla cellula mestrina. Ma voi sapevate già tutto, si poteva chiudere l'inchiesta. Certo, sì. Cosa succede? E allora, no, volevo ancora sottolineare, a questo punto non si tratta di dire, cioè se allora fosse stato scoperto il concorso esterno, era un caso classico di concorso esterno in associazione sovversiva o associazione terroristica. Era di là da venire il concorso esterno, però non c'è dubbio che, stando a questi documenti, a queste diciamo, risultanze, apparati deviati, situati diciamo così, in vari, diciamo, nel sistema istituzionale, nel complessivo del sistema istituzionale, perseguivano un fine, un obiettivo che non coincideva con quello dei terroristi. Perché? Quindi in definitiva la strage di Piazza Fontana, come gli attentati sui treni, come gli attentati rientranti nella strategia dell'attenzione, a mio parere, va collocata, è come se il punto di convergenza di un doppio disegno strategico, che è quello di sovvertimento perseguito dai gruppi neofascisti. È chiaro che loro contavano gruppi neofascisti che però sapevano di essere strumentalizzati e dice va bene, intanto andiamo avanti perché abbiamo un percorso comune da compiere. E poi c'era questo disegno che non è di sovvertimento, perseguito dai nostri apparati deviati, quindi apparati infedeli, che era un disegno di stabilizzazione, di spostamento dell'asse politico, non di sovvertimento. Quindi coabitano questi due disegni. I nostri apparati poi erano legati, come già vi ho detto, ai servizi di paesi alleati, soprattutto a quello americano, che era il più potente, di fatto era in una posizione sovraordinata. Questo è, diciamo così, il quadro complessivo. Quindi non è esatto, volevo concludere questo punto, come appare tanto in tanto anche da pubblicazione recente, che la strage di Piazza Fontana è proprio
una pubblicazione recentissima per la strage verso Fontana è stata utilizzata una bomba a doppia, diciamo, matrice di destra e di sinistra. Non è affatto vero, non è affatto vero, perché è contrastato da questi elementi. Infatti chi scrive queste cose non si dà cura di prendere in esame, di considerare queste cose. Quindi o non conosce queste risultanze oppure non vuole tenere in conto. Ma quello che è importante anche tenere presente che sia nella prima sentenza Corte Assise di Catanzaro, che è quella che ha condannato all'ergastolo Freda Ventura e anche Giannettini, sia nell'ultima sentenza che si è occupata di questa vicenda, quella della Cassazione del 3 di maggio, ecco, c'è un punto concordante. Non si parla minimamente di strage o strategia alla tensione ispirata o eseguita attraverso, diciamo così, un concorso di gruppi anarchici e di gruppi di destra, ma affermano concordemente che gli attentati, proprio pressoché testuale, gli attentati alla strategia della tensione, quelli del 12 dicembre, cioè, maturarono all'interno del neofascismo italiano e furono opera di esponente militante dell'organizzazione Ordine Nuovo, tra cui oltre a Carlo Di Giglio, veneziano, armiere del gruppo veneziano, Freda e Ventura non più giudicabili per essere stati in via definitiva assolti per i fatti di Piazza Fontana dalla Corte d'Assise di Bari. Quindi questo è fondamentale, ed è anche fondamentale un'altra cosa di cui non si parla, che questa strategia che prevedeva l'uso solo dei neofascisti e la convergenza con gli apparati deviati dei servizi di sicurezza dello Stato, non è altro che la derivazione di una concezione che è nota, diciamo così, a chi si occupa di queste vicende, della cosiddetta guerra controrivoluzionaria, che era stata elaborata pochi anni prima, nel maggio 65, nell'incontro di esponenti di destra, di terroristi, tra cui Stefano Delle Chiaie e altri, sì, esatto, e anche Giannettini, eccetera, e anche Mario Merlino. E anche Mario Merlino. Ecco, in questo incontro, che avviene all'Hotel Parco dei Principi di Roma, ecco, c'è la conferma che circa la matrice esclusivamente neofascista della strage, perché la strage di Piazza Fontana non è altro che l'attuazione pratica di quella concezione teorica che prevedeva due aspetti. L'aspetto degli attentati terroristici che veniva affidata ai gruppi di destra e l'aspetto della copertura. Mi ricordo ne parlò Pozzanno, disse: noi sappiamo, dopo il 12 dicembre sapevamo che avrebbero, diciamo così, incastrato gli anarchici, perché faceva parte della nostra strategia, che prevedeva la copertura degli esecutori e dei mandanti di destra, articolata in modo da soddisfare due essenziali esigenze. Quella di far ricadere la responsabilità sulla sinistra, in modo da screditarla e da indebolirla e a ricacciarla, diciamo, fuori dall'area di governo, e quella di determinare, come dicevo prima, una reazione autoritaria, una forte risposta repressiva alla domanda di ordine e di sicurezza. Quindi, che cosa ci azzecca con questo? Cioè il dire che le bombe sono a duplice matrice, eccetera, cioè dire, se doveva servire, il far ricadere la responsabilità sulla sinistra, doveva servire a coprire i veri autori della strage, proprio la sinistra non c'entrava, non può essere, diciamo, chiamata, essere ritenuta compartecipe, diciamo così, degli attentati. E poi un'altra cosa che si dimentica: gli attentati dell'8-9 di agosto, quelli sui treni, che rientrano pacificamente nella stessa strategia terroristica, strategia della tensione, ecco, presso questi nei luoghi dove avvennero gli attentati furono trovati volantini anarchici, perché come il libretto rosso Lao Tse, Ventura che si proclamava socialista, uomo di sinistra, volantini anarchici.
Ma perché si fanno ritrovare con l'antianarchici? Perché si cerca di depistare. Mentre è chiaro che non avrebbero fatto ritrovare con l'antianarchici se gli anarchici si possono in qualche modo rientrare. Ecco, chi scrive certe cose dovrebbe essere, diciamo così, tener conto di questi che sono fatti e fatti importanti. Non so neanche se è molto conosciuta questa teoria di Chiarelli, sinceramente. No, è un libro, però è fuorviante, perché lo legge uno che non sa. Mi sembra che perché chi scrive un libro. La teoria è che ci fossero due bombe, la teoria sostenibile. Ma non è solo lui, Chiarelli è che ci fossero due bombe dentro la Banca Nazionale d'Agricoltura, una messa dagli anarchici da Manfredi e una messa dai fascisti. Il procuratore giustamente sta scontando. Ma la spiego perché non credo sia molto conosciuto. Chi scrive certe cose deve darsi carico. A Cassazione ha detto una cosa, parla di attentati maturati nell'ambiente di ordine nuovo del neofascismo italiano e indica pure i responsabili, anche se non più perseguibili. Procuratore, una curiosità, quando lei chiede l'archiviazione quella volta è un trucco per tentare... È una scelta tattica per tranquillizzare Ventura. Dice guarda, noi ormai non crediamo più che tu possa avere e vedere che si riaccosti a Lorenzoni perché quella volta sembrò che ci fosse un attrito fra lei e Stizio. No, eravate d'accordo sul fatto di chiedere l'archiviazione. Basta vedere dopo chi richiede le perquisizioni, chi richiede il mandato di cattura è stato il sottoscritto. A proposito di storia, io volevo fare un attimo con il professor Fumia perché lei sta portando via il mestiere allo storico. No, ma questi sono dati del processo, non è che sono valutazioni storiche, no, sono dati del processo. Certo, la Cassazione Poi io credo che lo storico, se vuole, tiene conto del dato del processo, oppure avrà altri strumenti, lei ha ricostruito perfettamente, credo che sia chiaro a tutti che... Siccome mi sono passate per le mani queste cose, io non voglio sapere, questi sono i dati, infatti, io parlo della sentenza Cassazione, parlo della sentenza. Sì, no, dico, la sua ricostruzione è chiarissima, dopo 24 mesi sapevate sostanzialmente tutto. Lei ha già chiarito una parte che io vorrei però approfondisse il professor Fumia, perché ci interessa capire perché c'è la strage di Piazza Fontana. Lei l'ha già spiegato, però storicamente perché c'è la strage di Piazza Fontana? Allora, devo dire che lei ha ragione, cioè il procuratore Calogero mi ha rubato veramente il mestiere, nel senso positivo del termine, nel senso che in questo caso non accade sempre, verità giudiziaria e verità storica coincidono, cioè quello che ha detto Pietro Calogero è profondamente vero da questo punto di vista, cioè è un crinale estremamente delicato. In tutti questi 40 anni, già questa è una cifra tra l'impressionante e lo scandaloso, no? Che ancora a 40 anni ci sia chi dubita di determinate risultanze, ancora si senta dire ma non si sa chi sono i colpevoli, è una strage senza colpevoli, insomma sono tutte delle falsità, insomma, o frutto di ignoranza o di colpa. La ricostruzione che ha fatto Calogero, come dire, coincide anche sul piano storico. Perché? Perché identifica, come dire, l'importanza anche primaria ma non esclusiva del ruolo di questi settori deviati dello Stato, identifica e riconosce l'importanza dell'aspetto endogeno, cioè la presenza di vere cellule di neofascisti, non pupazzi nelle mani di qualcun altro, che è elemento strategico essenziale per la comprensione del fenomeno terroristico di destra e di sinistra. Il fatto che esistono i terroristi veri, quelli che davvero pensano che il terrorismo possa far vincere la loro strategia, e è una ricostruzione che è immune dall'altro pericolo, quello di come dire, sconfinare in una sorta di teoria del complotto dove tutto è nero e poi la colpa in realtà è della CIA, del KGB, del Mossad, insomma c'è un mondo misterioso di spioni eccetera. No,
esistono dei responsabili precisi che sono stati appunto individuati con nome e cognome, sono alcuni apparati, alcune cellule terroristiche. Una cosa che mi interessa, che mi preme insomma sottolineare, riguarda anche la collocazione temporale, cioè prima lei diceva che la strage ha questo aspetto, come dire, emblematico, terribile, no? Un punto di svolta, è tutto vero, però dal punto di vista storico bisogna ricordare secondo me due cose. La prima è che l'origine, come giustamente anche qui diceva giustamente dal punto di vista storico, bisogna risalire a qualche anno prima, in particolar modo al 65. Allora vi leggo un piccolo brano, brevissimo, scusate, non vi porto via troppo tempo. Quanto al terrorismo, va precisato che può essere di due tipi: terrorismo indiscriminato e terrorismo selettivo. Il primo consiste in bombe fatte esplodere in uffici o locali pubblici, nella strada, negli assembramenti di folla o nell'abbattere a caso gente a colpi d'arma da fuoco. Il terrorismo selettivo invece si effettua eliminando determinati uomini scelti accuratamente, o perché la loro scomparsa paralizza o rallenta la macchina organizzativa avversaria, oppure perché, essendo moderati e moderatori, impediscono dall'altra parte l'estremizzazione della lotta, o anche infine perché comunque la loro scomparsa può provocare pesanti rappresaglie che alimentano sempre di più la tensione, creando un fenomeno irreversibile che tende alla guerra civile. L'autore di queste parole è Guido Giannettini e le pronuncia esattamente in quel convegno del 65. Vi è limpidamente descritto quello che succederà in Italia tra il 1969, 68-69 e metà degli anni 80. Quindi un periodo lunghissimo. Il connubio di presenze all'interno di queste strategie convergenti ma diverse di cui parlava Calogero, a cui poi si aggiungeranno le strategie convergenti ma diverse ancora del terrorismo rosso, anch'esso endogeno ma anch'esso non privo di condizionamenti e di coperture da parte di natura diversa, anche tecnicamente diversa, ma esistono anche per quanto riguarda il terrorismo rosso. Ecco, questo terrorismo, questa combinazione spiega in qualche modo l'incognita storica del terrorismo italiano. Come mai in Italia si è verificata una stagione di terrorismo così lunga e che poi si è rivelata così oggettivamente pericolosa per il quadro democratico? Non ha esempi in Europa. Tranne il caso irlandese, ma come dire, la combinazione dei fattori del fatto irlandese o del caso basco sono talmente diverse, talmente palese la differenza, ma in tutti gli altri casi, Germania, Francia, eccetera, non abbiamo fenomeni di questa portata, di questa potenza, e questo è quello che diceva Calogero, che spiega la durata. La vastità del cerchio endogeno, dei gruppi eversivi di destra e poi di sinistra che hanno alimentato il fenomeno, e lo spessore, in questo caso, delle connivenze da parte di organi dello Stato, cosa che non esiste in Germania, cosa che non esiste in Francia, non che non esistessero cellule pericolose e sanguinarie anche in Francia e in Germania, ma il fenomeno in sé è alimentato da questo connubio convergente. Mi aggiunge anche il Veneto, perché l'incubatrice è qui? Questa è una domanda, quella sempre da $1 milione. Padova, Treviso e Mestre. È vero, è una periferia che tra l'altro, come dire, stride, questo volto della periferia, volto violento, sanguinario della periferia veneta, stride con la tradizionale mitezza delle sue genti, però ci sono forse degli elementi. Intanto questo avviene a ridosso di alcune città, più che il Veneto è Padova. A Padova c'è l'università, è un luogo in cui si concentrano gruppi
gruppi intellettuali radicali fortemente insoddisfatti, è un luogo di passaggio e di teorizzazione della, come dire, un luogo di sedimentazione di quella che è la parola chiave del periodo. Nei tardi anni 60 sia la destra che la sinistra è attraversata, come dire, da un fervore rivoluzionario, perché dobbiamo alzare lo sguardo e guardare cosa succedeva in giro per il mondo. Pensiamo all'America Latina, pensiamo al Medio Oriente, nel 69 nasce l'Olp di Arafat, pensiamo a quello che sta succedendo in Vietnam. In Vietnam è incandescente, come dire, il conflitto all'interno dell'opinione pubblica mondiale per quanto riguarda la guerra del Vietnam. Si comincia a bombardare il Laos, si comincia a bombardare a tappeto la Cambogia, oltre al nord Vietnam. Nixon ha capito che la battaglia è persa, però insiste nei combattimenti e tutte le capitali europee e americane sono attraversate da manifestazioni. E cosa dice tutto questo scenario? Che non solo il mutamento è buono, ma ciò che dobbiamo perseguire è il mutamento rivoluzionario, o, come nel caso dei gruppi di destra, un mutamento rivoluzionario in chiave fascista, in chiave dittatoriale. E quindi la spiegazione secondo lei è la concentrazione di universitari a Padova? Detto così è senz'altro è un po' brutale, ripeto, non ho una risposta, però voglio dire che se vogliamo capire il terrorismo dobbiamo cercare, invece che chercher la femme, dobbiamo cercare i capi politici, cioè il terrorismo non è figlio del fanatismo. Giannettini non è un fanatico, ci sono anche i fanatici, ci sono i sanguinari. Chiunque si dedica a un'attività terroristica, che lo faccia appunto non in base a un moto di follia personale, lo fa perché ha una strategia politica in testa e pensa che il terrorismo sia utile per ottenere quei risultati. Non per contraddire, anzi per contraddire, perché un po' anch'io ho studiato la cosa, ma i movimenti politici neofascisti in realtà hanno sede a Roma e a Milano. E allora bisogna trovare la spiegazione che per me cammina sulle gambe degli uomini, come l'inchiesta cammina sulle gambe di Calogero. Se non ci fosse stato lui non sono sicuro che sarebbe andata a finire così. Nel caso della bomba di Piazza Fontana la bomba cammina prima sulle gambe di Freda e poi sulle gambe di un maestrino di Delfo Zorzi. E anche la decisione di far scoppiare la bomba, sostengo io nel libro La strage, è di Delfo Zorzi, cioè deve essere una persona spietata che entra in una banca, vede che è piena di gente, invece torna fuori con la valigetta e farla scoppiare sul marciapiede, perché questa è una possibilità, decide di mandarla lì. E allora dico che lo so che è l'estrema banalizzazione, ma è il nostro DNA estremamente cattolico e quindi tranchant. Noi non distinguiamo i grigi, siamo per il nero o per il bianco, o per il rosso o per il nero, che si voglia dire. Quindi non è che sono contrario a quello che lei dice, la concentrazione a Padova all'università è sicuramente una spiegazione, il cattolicesimo secondo me è un'altra spiegazione, gli uomini sono la terza spiegazione. A me va bene dovunque si creino gruppi, delle aggregazioni politiche, dei gruppi politici che scelgono scientemente di adottare una strategia di tipo terroristico anziché un'altra di tipo come dire, politico riformatore per quanto radicale sia. Cioè quello che voglio dire è che è l'elemento della il terrorismo è uno strumento, non è un'ideologia. Ci sono certe ideologie, è chiaro che se io vado in cerca di manovali del terrorismo forse le trovo più, come dire, tra un fanatico marxista-leninista piuttosto che tra le suore canossiane, no? Come si suppone, ecco, cioè, è ovvio insomma che esista una cosa del genere, però una cosa che abbiamo imparato in questi anni studiando storicamente il terrorismo è che le spiegazioni di carattere sociologico non reggono.
le spiegazioni meramente ideologiche, ecco perché appunto siamo un po' in disaccordo, meramente ideologiche non reggono. L'importante è che nasca, e allora la geografia può contare relativamente poco, che nasca un gruppo politico che decide di e per sintetizzare, ha funzionato il meccanismo, perché alla fine i manovali che mettono le bombe utilizzati dai servizi segreti e quindi alla fine utilizzati dallo Stato riescono ad ottenere il risultato che è quello di stabilizzare esattamente come si voleva, perché la discussione è questa, cioè il meccanismo messo in moto serviva a rinforzare una certa ala della Democrazia Cristiana che aveva paura dell'inserimento, dell'arrivo dei comunisti al governo. Questo meccanismo, dobbiamo dire, con Machiavelli ha funzionato o no? Solo parzialmente, nel senso che verso dal 74 al 76 in realtà questo sistema politico italiano, nonostante i colpi del terrorismo stragista, non si ferma. C'è una spinta politica verso la sinistra che procede. E tant'è vero che le stragi finiscono, perché si è visto che non servono a nulla. Finisce il terrorismo nero nel 74 le e stragi comincia il anonime. terrorismo rosso. Il terrorismo sempre nel firmato. Veneto, a Padova di nuovo. Sì, un gruppo. Posso portarla dietro. È curioso che anche la nascita del terrorismo rosso avvenga a Padova con di nuovo un incidente in Piazza Barella, un incidente quello di Piazza Fontana, un incidente anche in Piazza Barella, però alla fine Però Piazza Fontana è a Milano. sempre nel Veneto. Sì, ma parte tutto da Padova, dal Veneto. Volevo dire un'altra cosa e poi taccio perché voglio sentire come tutti voi cosa dice il professor Lorenzon. Non è per il gusto, come dire, di spingersi all'indietro da storico, però noi abbiamo detto che dobbiamo guardare al 65. Forse bisogna guardare ancora qualche anno indietro, esattamente al 61, cioè perlomeno al 61, perché il SIFAR di Di Lorenzo, che poi sarà protagonista di quel tentato golpe del 64, di cui rimane fortissima memoria storica in tutti i vertici politici, soprattutto della Democrazia Cristiana, come una minaccia veramente incombente, sperimenta già come dire, tracce di guerra non ortodossa in Alto Adige. Quindi anche quella è una vicenda che noi scorporiamo in qualche modo, no? C'è una forma di irredentismo e anche lì qualche irredentista che decide di utilizzare di mettere qualche bomba e tralicci eccetera per far sentire la sua voce. Anche qui noi invece vediamo che esiste già una predisposizione alla manipolazione e le pratiche, diciamo, di guerra non ortodossa in Alto Adige. Non è chiaro se il SIFAR abbia spinto gli altri altoatesini di agire, se abbia organizzato attentati proprio, però ci sono delle testimonianze di personaggi che ritornano negli anni 70, Amos Piazzi, il generale Giorgio Manes e altri, che fanno proprio propendere per questa seconda ipotesi, per un ruolo già attivo dei servizi ancora nel 61, quindi le cose non nascono dal nulla. Non so, forse dopo c'è un altro giro, forse riuscirò a dire un'altra considerazione, ma credo vogliamo tutti sentire. Sì, ho tenuto, come si usa per le torte, no? Ho tenuto alla fine Guido Lorenzon. Devo dire che sono sempre in imbarazzo con Guido Lorenzon perché l'ho conosciuto tanti anni fa e la domanda che gli ho fatto allora, che mi è rimasta, e la risposta mi è rimasta impressa nella memoria, è stata questa. Che adesso vi dico, ed è una domanda che nasce da una domanda che mi sono fatto io, cioè mi fossi trovato al suo posto, mi sarei comportato come lui. E allora ho chiesto a Guido Lorenzon, gli ho detto, ma chi te l'ha fatto fare? Cioè lui ha avuto una vita distrutta da questa storia, perché in un primo periodo diciamo che insomma era il traditore dell'amico, cioè è uno che sapendo che un suo carissimo amico forse potrebbe aver commesso qualcosa di brutto va e lo denuncia e non è una bella cosa. Poi
ritratta, non sa nemmeno lui cosa fare, cioè sembra un divago in questo, e se voi ci pensate alla fine uno dice ma insomma, ma chi te l'ha fatto fare di iniziare una roba del genere? E lui mi ha dato questa risposta e mi ha detto guarda che non l'ho fatto perché sono cattolico, l'imperativo morale del cittadino è molto superiore a qualsiasi imperativo, io dovevo farlo, nel senso che non avrei mai più potuto vivere se non mi fossi comportato in quel modo. E allora mi metto nei panni suoi e dico che deve essere stata una roba a dir poco drammatica, cioè non so se dormivi la notte, come ti sei ritrovato dentro questa faccenda e se hai capito dall'inizio che era un tritacarne, che poteva andare a finire molto male, cioè tu potevi andare, siccome hai avuto un po' di processi, no, per calunnia eccetera, cioè potevi trovarti in galera, tua moglie poteva divorziare, dov'è che non la vedo? E nessuno avrebbe avuto nulla da ridire, cioè sul serio cerca di trasmettere quello che hai trasmesso a me, cioè tu, io lo dico, lo so che non vuoi che lo dica, lo dico lo stesso, sei un eroe perché sei una persona normale, non hai protezioni, non sei ricco, non sei potente, non hai fatto politica, fai un lavoro assolutamente normale e quindi ti ripeto la domanda che ti ho fatto 20 anni fa, chi te l'ha fatto fare? Ma, abbiamo proiettato, abbiamo visto delle immagini con i nomi delle vittime, dei morti. Vicino ad ogni nome c'era una piccola candela. Io credo sia trevigiana, quella candela. Cioè a Treviso si è accesa una candela per dare luce alla verità su quella morte. Io sono convinto di questo e non è, ho visto l'immagine, l'ho capito guardandola questa sera, che da Treviso è partita, sentendo la ricostruzione del dottor Calogero mi sono convinto ancora di più, un qualche cosa che ha rotto gli schemi, ha fatto fatica a rompere gli schemi, ma ha rotto gli schemi di persone protette, di persone guidate da apparati eccetera, e ha iniziato un percorso che alla fine ha portato gli italiani a sapere chi e perché quelle persone sono morte. Non dovevano morire. C'è un comandamento che dice non uccidere. Io a Ventura ho detto, era il giorno dell'Epifania del 70, se tu sai vai a parlare, se tu c'entri mi dispiace moltissimo, ma io continuo a parlare con la magistratura. Secondo te quanti sapevano oltre a te? Guarda, pensavo di saperlo da solo. Mi sono accorto invece che tantissima gente sapeva tantissime cose. Cioè Ventura parlava con altri? Ventura parlava con altri, ma si sentivano così sicuri, così protetti, da poter spandere a destra e a manca, secondo me, tantissime informazioni. Loro erano, l'ho capito ultimamente, erano convinti che nessuno sarebbe riuscito a mettere insieme questi tasselli e individuare responsabili della strage di Piazza Fontana. Tu hai creduto che Ventura c'entrasse sul serio o non sapevi all'inizio? Io speravo non c'entrasse. Però toccava a lui dimostrare di non c'entrare, perché le cose che avevo visto, altre che avevo sentito, pur non essendo un magistrato o un poliziotto, mi hanno fatto pensare che effettivamente lui avesse delle informazioni interessanti perché cercava di capire la verità. Vuoi raccontare com'è andata la faccenda della scorta, che secondo me è significativa, loro capiscono subito come lo Stato si comportava con un cittadino che andava protetto. Tu avevi la scorta, giusto? Sì, qui ci sono, voglio anche salutare, ci sono familiari che hanno vissuto insieme con me questi primi giorni in particolare, le settimane della scorta, e ci sono ringrazio gli amministratori pubblici che sono qui presenti, sto facendo un piccolo giro per arrivare a questo, naturalmente le autorità ma sono già state salutate dal procuratore generale,
e ci sono tra sindaci qui presenti anche degli ex allievi miei. Allora, io sono molto contento che questi ex allievi siano presenti, perché altri hanno detto di sì, forse non li vedo o sono stati trattenuti, perché hanno scelto di fare politica. Io insegnavo francese, però vedevano le mie assenze, si facevano un'idea, e ho parlato ultimamente con qualcuno di loro e ho saputo che tra di loro si davano una spiegazione. Non sempre era la spiegazione di uno che va a fare il testimone, ha fatto il testimone e quindi deve andare quando lo chiamano. Non si sa, questo non si sa, mi è pesato molto. Mi fa piacere che questa sera a Nervesa ci sia il dottor Pietro Calogero. Anche mi fa piacere averlo ritrovato, perché non ci si vede. È la prima volta, è vero, che ci sediamo dalla stessa parte del tavolo. Perché eravamo sempre l'uno di fronte all'altro. Era cattivo Calogero. Ma non so chi avesse paura di più dei due, perché effettivamente io mi rendevo conto che era una persona che conosceva poco l'ambiente, però allora io non volevo accettare la verbalizzazione, eccetera, non volevo a tutti i costi andare su in tribunale. Un veneto discendente come popolazione dell'impero austro-ungarico è contro il potere, dentro no. Chi sarà? Ecco, questo atteggiamento ha impedito un chiarimento subito con il dottor Calogero, però io sono fatto così, soprattutto allora ero fatto in quel modo. Poi la questione di Ventura è un amico oppure no, sì, ci siamo frequentati, ci siamo conosciuti, però gli ho detto anche... No, peggio, tu eri il suo professore, il suo istitutore, il sì, suo educatore. Sì, anche di altri, e comunque anche di altri che sono stati collegati con Ventura, ma non andiamo molto lontani, perché volevo portarvi subito sulla geografia. Allora, io sono originario di Macerata, Ventura è di Castelfranco. A Venegazzù c'è una villa dove c'era un determinato signore, a Giavera c'era la Casa Bianca. Venegazzù c'era il conte. Il conte Abbiamo scoperto recentemente, grazie a un'autobiografia scritta dall'amante storica del conte Loredan, che è viva, con la quale ho parlato pochi giorni fa, che il conte Loredan ha finanziato di sicuro il libretto rosso di cui parlava il procuratore Calogero, che è fondamentale per la ricostruzione della storia, e insomma aveva anche la villa piena di esplosivo, c'è scritta nel libro che ha pubblicato e che nessuno ha letto perché ha avuto una diffusione molto limitata. L'ho letto. Scusami, tu sì, per forza, anch'io. Poi c'è un'altra località che è Paese, che è tornata sulla cronaca proprio in queste settimane. A Paese è stato scoperto il casolare dove c'era l'esplosivo e dove le bombe venivano preparate. Non seguo all'interno bene fino in fondo queste cose, ma pare di capire che la bomba di Piazza Fontana sia stata predisposta in qualche modo anche a Paese e pare anche quella di Piazza della Loggia. Comunque di là pare sia transitato quelle dei treni. L'esplosivo. Di là. Allora, io domando dopo allo storico. Aspetta che ti sei perso, racconta questa storia alla scorta, che secondo me è illuminante. Come ti hanno dato la scorta e con che macchina? Blindata. Allora, sei blindatissima. Mi telefona il questore di Treviso, non lo conoscevo, io abitavo a Varavo, a Campania, no? Mi telefona per dirmi che ha ricevuto l'ordine, e quindi lui lo deve eseguire, di assegnarmi una scorta. Al momento la scorta sarà a distanza, non proprio avvicinata, e quindi abitando in una stradina di campagna c'era un'auto
o ferma o che girava sempre avanti e indietro davanti a casa. Dei vicini si sono accorti di questa cosa, si sono un po' allarmati e un po' incuriositi. Comunque la scorta diventa ravvicinata la sera di quel giorno. 2 poliziotti sono 24 ore insieme con me, in casa, a scuola, dall'amorosa, sempre insieme dove era la briscola, eccetera. Scusa, Norma, dove sei? Comunque persone squisite. Però la questura non aveva mezzi neanche allora. Allora la scorta si è il cambio avviene con un'auto della questura, mentre la scorta viaggia in macchina con me. Diceva il dottor Calogero prima che effettivamente sì, io avevo una mini minor, 2 porte, cioè poi questa è Scorta imposta, accettata da me, ovviamente da te. no, dovevano fare questo servizio e vabbè, cercavamo di fare del nostro meglio. Perché il questore non era tanto convinto e ti fa capire che gli tocca obbedire agli ordini che vengono da Roma? Ma io l'ho capito dopo, perché quando sono stato chiamato a Roma dal dottor Cudillo e poi dal dottor Ocorsio, era metà febbraio, la scorta mi viene tolta. Cioè, vado a Roma ovviamente in treno, tranquillo, e sono anche tornato e quindi ho telefonato al questore e ho detto non voglio più la scorta. E questo l'ha detto, va bene così. Non vedeva l'ora, chiaramente. Va bene. Dottor Damiano, Vabbè, è andata così, lei era piccolo allora. Ecco. Quante volte hai rischiato l'infarto in questi incontri con Ventura in cui sapevi che avevi il microfono? Perché siccome mi hai raccontato quello del Plaza che Freda ti tocca, no? E tu dici ma no, non mi ha trovato il microfono. Allora, diverse volte io ho avuto il timore che sapessero che io stavo parlando in un modo con loro e in un altro modo con il dottor Calogero, con la magistratura. Perché, l'ho detto prima il dottor Calogero, effettivamente a me interessava solo una cosa. Allora, ci sono i morti e io vado dalla magistratura e dico io so questo, questo e questo, l'ho messo per iscritto, glielo racconto, ma non volevo firmare verbali. Bene. Tocca alla magistratura, agli inquirenti, capire se io ho detto il vero oppure no. Poi se Ventura ha fatto quello che mi ha detto, è un altro stadio ancora e non tocca a me occuparmene. Invece io ho fatto il test per 33 anni, nel senso che l'ultima volta sono stato chiamato al processo di Milano, Quello l'ultimo di Salvini. l'ultimo di Salvini, eccetera. E ho cessato, penso di aver cessato di fare il test, quindi il test con la sentenza del 2005, quella definitiva, dove si dice non li possiamo processare ma sono stati loro. Questa sera ricomincia. Questa sera Testimonianza. sì, diciamo che quello che è successo al nostro paese è stato così bene delineato dal dottor Calogero e dal professor Fumia. È partito da un qualche cosa che si è inceppato nella organizzazione, non hanno tenuto conto di questi ragazzi di campagna che ci credono a certe cose. E da qui so che è incominciato qualcosa, è incominciato l'accertamento della verità. Io sono contento di aver fatto quello che ho fatto. Lo rifarei, non lo auguro a nessuno però, dover fare una cosa del genere. Anche perché ho scoperto dopo diversi anni, io lo dico sebbene sia il mio paese, qui c'è un certo signore che ha dichiarato al processo di Mestre che era stato incaricato da Franco Freda di ammazzarmi. E poi alla domanda ma perché allora il giudice, il presidente del tribunale chiede perché non l'ha fatto, perché sono stato arrestato prima. Io non so se da poliziotti o da carabinieri, evviva i poliziotti e evviva i carabinieri però. Quindi ci sono stati dei rischi, ci sono state delle tensioni,
Beh, come lo vivevate? Cioè, tu non eri ancora sposato, giusto? Vivevi a casa dei tuoi e andavi dall'amorosa, che credo sia l'attuale moglie, o sto facendo un gaffo? No, Mi avevi detto che... nessuna gaffa. È Sì. lei. Ecco, Sì. quindi, ma e come vivevate questa storia? Ma a dire il vero, ne parlavamo il meno possibile. Cioè, tutti facevano finta di niente, quindi... Ah, sì, è così. E tutti sapevano e nessuno mi domandava nulla. Se io avevo desiderio di parlarne, ne parlavo e Ha ragione, spiegavo. il professor Fume ha commentato molto veneto. Sì, Lo dico perché sì, molto sì, veneto. è molto veneto perché ne sono convinto, perché avevamo capito in famiglia e anche con Norma, avevamo capito come stavano le cose. Mi ero messo in una situazione dalla quale non potevo uscire, non volevo uscire dicendo una cosa per un'altra. Non è colpa mia se il destino mi ha fatto incontrare determinate persone, forse Ma quindi la vita è andata avanti in parallelo, da una parte hai fatto una vita normale, ti sei sposato, figli, eccetera, e dall'altra parte hai continuato a fare il testimone, per di più imputato in alcuni processi, o ricordo male? sì, ricordavo prima il dottor Calogero e il questore Damiano le numerosissime visite dei carabinieri della caserma di Nervesa che venivano a portarmi le ingiunzioni. Erano i carabinieri che consegnavano in quegli anni l'ordine di andare o a Padova o a Trieste o a Catanzaro, a Milano, a Roma, a Treviso no, non c'era questo sistema, almeno mi pare di ricordare, e alle volte era come testimone. Dovevo sempre leggere se andavo come teste e quindi lo Stato mi pagava il viaggio di fare 7 lire, una cosa del genere, oppure come imputato e quindi dovevo anche... E hai avuto la fortuna che l'avvocato non l'hai mai pagato. Sì, allora io ho incontrato la prima volta l'avvocato Alberto Stecanella, che è morto l'anno scorso. E quando abbiamo fatto, allora era stato invitato i 40 anni di Piazza Fontana, e quindi, vabbè, 3 anni fa. Vabbè. E poi con l'avvocato Steganella le cose hanno preso una determinata piega, che lui si è trovato nella posizione di testimone, il passaggio che ha ricordato prima il dottor Calogero. Quindi ho avuto l'assistenza legale dell'avvocato Dino De Poli, Che ti ha assistito fino alla fine. che mi ha assistito fino al processo di Catanzaro, e non siamo andati al processo di Catanzaro come non ci siamo costituiti parte civile, perché costava una barca di soldi fare le fotocopie degli atti. Quindi il fatto di essere arrivati fino lì, per De Poli, il mio legale, per me era più che sufficiente. Poi io ho continuato ad andare come Come teste. vedo qualche eminente avvocato presente, lo sai che ti sarebbe costato molto, moltissimo. Beh, cosa vuoi? No, dico, la punizione vera sarebbe stata pagare la parcella dell'avvocato. Sì, io so che mi sarebbe costato moltissimo, non ho pagato una lira né un euro. Naturalmente non lo dico, ma sapete che io sono di questo riconoscente a chi mi ha assistito senza domandarmi un soldo. Siccome sono sempre sconcertato dal fatto che hai una forza, una potenza che è la banalità del bene, se posso dire, cioè il fatto che sia assolutamente normale farlo, ma sappiamo che non è così. Nel corso della tua vita è mai possibile che tu, tua moglie, i familiari stretti ti abbiano chiesto conto di quello che hai fatto? Perché non hai rovinato solo la tua vita, hai rovinato anche quella di chi ti è stato vicino. Qualcuno ti ha chiesto conto o tutti hanno capito? No, nessuno mi ha chiesto conto e tutti hanno capito. E se sono qui questa sera numerosi familiari, li ringrazio in modo particolare, è anche segno di questo.
prima, poi più ho avuto a che fare dopo di allora, 72-75, non vi siete più parlati, sai che è uno dei cruci, non ha mai parlato con nessuno e non ha lasciato il memoriale, per cui non sappiamo purtroppo che cosa pensava lui. Non che possiamo avere dubbi sul coinvolgimento, però sarebbe stato. Tu l'hai visto, gli hai parlato dopo? No, l'ultima volta che l'ho visto è stato al processo di Catanzaro, Quindi stiamo parlando del 70. del 75, Sì, 6 parecchi forse, anni. sì, nel 76. A un certo punto, mi pare fosse nel 1995, quando è rientrato la prima volta dall'Argentina, eravamo d'accordo di incontrarci, nel senso che lui ha telefonato a casa, ha risposto mia madre e ha avuto il numero dell'ufficio che io avevo a Treviso in quel periodo e mi ha chiamato in quell'ufficio di Treviso dicendo: sono Giovanni Matruda, sono tornato, mi farebbe piacere incontrarti. Io ho detto: va bene, certo, dove? In un bar di Treviso, il più affollato che ci fosse. Non era quello di Spresiano, ma insomma. Dice lui o dici tu? Dico io. E 10 minuti prima del nostro incontro mi telefona, era quindi il giorno successivo, e mi dice: non possiamo vederci, non posso essere l'appuntamento perché sono stato chiamato da un'altra parte, domani dai giornali capirai dove. Era stato chiamato a Venezia, un magistrato a Venezia. Basta, non l'ho più visto. E con Freda, a meno che meno l'hai visto solo quella volta al Plaza. No, Plaza e qualche processo. No, Freddo l'ho visto anche quando sono andato come imputato al processo per il libretto rosso, ma io ero imputato, non mi ricordo perché, a Trieste. Beh, quante volte sei stato era sempre imputazione per calunnia, immagino, giusto? No, guarda, non mi ricordo. Non ti ricordi. Ricordo quello che diceva Sciascia, che questo è un paese che non ricorda ed è il male peggiore che possa capitare. E quindi l'invito che faccio pressante è quello sia al dottor Calogero che a Guido Lorenzon di parlare. Non avete nessun diritto di non raccontare e avete il dovere invece di raccontare queste cose che ai giovani sembrano lontane come le guerre puniche, perché insomma stiamo parlando di cose successe sì nell'immediato, però sono passati 43 anni e credo che moltissimi non sappiano nemmeno che cosa è successo il 12 dicembre 69, e invece secondo me voi potete dimostrare che un certo percorso brutto della storia italiana può essere deviato da un paio di persone, perché questo è quello che è successo, cioè una parte dello Stato aveva deciso che si poteva ammazzare della gente per ottenere un risultato. Voi avete dimostrato che era possibile invece deviare questa deviazione. E allora l'invito che faccio, ma sul serio, è che non vi sottraiate a questo. Procuratore, lo so che un procuratore generale ha leggermente da fare nella sua vita, però è importante anche questo, cioè che lo raccontiate non a chi ha più di 50 anni come noi, ma lo raccontiate nelle scuole, perché è un momento determinante della storia italiana. E invece anche recentemente, quando è stato fatto un sondaggio proprio sulla strada di Piazza Fontana, si è scoperto che la stragrande maggioranza degli studenti non ha la più pallida idea di che cosa sia successo, e alcuni dicono che sono state le Brigate Rosse, altri imputano a chissà chi. E allora, almeno nel Veneto, vorrei che voi portaste in giro questo messaggio, che tutto sommato serve in questo momento, perché abbiamo a che fare con problemi altrettanto gravi. Sto parlando di quello che sta saltando fuori adesso, mafia, trattativa con lo Stato, cose di questo genere. Insomma, alla fine la storia di questo paese ruota più o meno sempre nello stesso modo. Voi avete avuto il merito di spezzare il meccanismo almeno in un'occasione. È vero che poi è andata a finire decisamente male nonostante voi, perché il processo non si è concluso come avrebbe dovuto concludersi, cioè con degli colpevoli.
i familiari delle vittime della strage di Piazza Fontana dicono: noi a distanza di 43 anni non sappiamo chi è stato. È vero che Freda e Ventura, insomma, è certificato che c'entrano, ci manca tutto il resto. Allora la verità giudiziaria purtroppo non coincide con quella storica l'abbiamo ricostruita stasera. La prego, procuratore, lo dico anche a te Guido, che sei sempre il respiro, dovete andare nelle scuole a raccontare questa storia.